Sono Mara Dario, titolare delle Fiorerie Dario che operano da molti anni a Castelfranco e a Resana. Ho frequentato la prima scuola d'arte italiana d'arte floreale e sono figlia d'arte e ho avuto modo in tanto tempo di vedere i cambiamenti del mio settore, sia di tipo culturale, sociale e anche economico. Questo ha fatto sì che anch'io sia cambiata nel tempo. Per me essere sostenibile significa un elaborato gentile, buono, un elaborato semplice e un non eccesso, un non pieno, significa leggerezza. Per me sostenibile è la condivisione con i miei collaboratori di quelli che sono i miei valori. Fare cultura aziendale è il primo passo per portare avanti tutti i giorni quello che sento essere più sostenibile e meno impattante. La seconda, ma molto importante, è la scelta dei fornitori che mi assicurino certificazioni fair trade, dove le rose, pur arrivando dal Kenya, Honduras, tutelino le donne, tutelino il lavoro minorile. E non è solo il chilometro zero, ma sono anche questo tipo di scelte. Prima di fare gli esempi pratici, però, ho bisogno di spiegare qual è la filosofia che io adotto per lo stile compositivo. Uno stile compositivo che tralascia e dà per scontate la tecnica base floreale e che adotta principi dove la proporzione, l'equilibrio, l'armonia della composizione poggia più su basi artistiche che mi hanno dato modo in 20 anni di conoscere, di adottare anche proprio nel mio lavoro, nel quotidiano. Queste fanno sì che la composizione si ispiri ad Ikebana, che significa letteralmente fiore vivente, per cui il fiore non lavorato a massa, un fiore non nell'eccesso, un fiore che non deve servire a creare una forma precisa, ma a dare leggerezza, a dare armonia, a proporre una visione più gentile. Per fare questo, io nel pratico ho adottato il comporre composizioni su libri da macero che tutti i giorni andrebbero buttati, per cui vanno scavati e vanno ricreate dei portapiante. Lo faccio nel ricreare mazzi di fiori dove già mettiamo una riserva d'acqua che basta e può prolungare addirittura la vita del fiore, perché lasciata lì il fiore crea un microclima al suo interno, e un tipo di cellophane che resiste nel tempo, per cui provoca meno scarto. Lo faccio instillando cultura di questo, quindi aprendo le porte a mesi alterni, un giorno alla settimana, dove le persone possono fare esperienza di comprare una cosa o regalarsi dei fiori con un'attenzione che va alla sostenibilità, dandoci del tempo, raccogliendo i fiori in fioreria con la massima libertà, ma nell'attenzione di creare un elaborato leggero, quindi far fare esperienza alle persone di bellezza, curata anche in un impatto sul nostro pianeta, più sostenibile.